Buongiorno a tutti, Fiorello Terzariol con Difesa di Treviso Vicenza Belluno. Oggi siamo qui in quello di Costa di Conegliano per parlare ovviamente di vendemmie. Siamo al giro di boa di questa pratica culturale, che è quella che tutti gli agricoltori, tutti i viticoltori aspettano, e ci siamo ospitati dalla signora Valeria, dall'amica Greta, per parlare appunto della vendemmia. A che punto siamo attualmente in questi giorni? Siamo verso la metà di settembre. Stiamo raccogliendo? Noi stiamo raccogliendo il prosecco di OCG, lo stiamo raccogliendo manualmente e siamo circa alla metà della raccolta. Una raccolta che viene fatta con molta parsimonia e anche dopo un anno di lavoro, pensando di aver fatto qualcosa di buono. L'azienda però è anche una di quelle storiche. Ma l'azienda non è storica grazie a me, ma è storica perché questa azienda Cadelmemi è il nome di mio suocero e comunque che prima con i fratelli dal 1964 ha portato avanti questa attività, poi che io ho preso in mano 10-12 anni fa. E quindi questo è quello che il risultato che dopo anni di lavoro. Siamo venuti qua non a caso, anche perché la signora Valeria non è solo una viticoltrice ormai ben sodata, diciamo, nel suo compito, ma è anche una ceramista e una pittrice. Sì, questa è una passione che io porto avanti dopo vari studi da più di 30 anni. Ho esposto sia in Italia che all'estero e quando mi sono resa conto che poter girare il mondo non era più sufficiente, ho pensato che mettere le mani nella terra e di prendere in mano questa azienda poteva essere un bel risultato. Bene, adesso andiamo a vedere un po' effettivamente come si presenta la vigna di Cadelmemi e vedere un po' qual è stata la situazione che è emersa in quest'annata 2022, da una parte facile e da una parte molto difficile. Andiamo a vedere un po' quelli che sono i risultati e quello che si dovrà fare molta attenzione per quello che sarà il proseguo della stagione. Allora, arriviamo a descrivere un po' quelle che sono le pratiche di vendemmia, di quella che è una vendemmia fatta in maniera tradizionale, quindi con le forbici, dove la gente parla, ride, si racconta, si prende anche in giro, ma questa è la tradizione di quello che è il periodo appunto vendemmiale e quello che ci piace ricordare e vedere anche in queste immagini. E poi andiamo a vedere un po' quello che è il risultato dell'annata. Il grappolo come si presenta? Si presenta con una colorazione piuttosto importante, derivato proprio da un abbraccio quasi morboso da parte del sole e quindi della calura di quest'anno, che hanno sempre presentato di 3-4 gradi centigradi maggiori mensili rispetto a tutti gli altri anni, e anche purtroppo dal fenomeno siccitoso che si è prolungato per diversi mesi. Il periodo siccitoso però ci ha anche aiutato dal lato della difesa fitosanitaria, soprattutto contro le malattie fungine, in quanto infatti il grappolo si presenta sanissimo. Dal lato analitico abbiamo dei risultati di gradazione del bavo, gradazione zuccherine, che sono piuttosto importanti, sopra i 15 gradi mediamente, e con una piccola flessione da parte dell'acidità e del pH, che saranno sicuramente rimediati dalla parte enologica e dai grandi enologi che sono dalla nostra scuola enologica, quindi conegliana. Arriviamo però a quello che saranno poi anche le successive interventi vendemmiali, che se prima abbiamo avuto già il Pinot Grigio, il Pinot Bianco, lo Chardonnay, l'Incrocio Manzoni, il Verduzzo Friulano, quant'altro già raccolti, già messi in stoccaggio in cantina, adesso dopo il Prosecco stiamo già vendemmiando anche il Merlot, staremo a vendemmiare fra qualche giorno il Cabernet, per prolungarsi poi successivamente con il Verduzzo trevigiano, Verduzzo Motta, quello classico, e per terminare poi in bellezza e in grandezza con quello che è il Raposo, naturalmente quello che è il simbolo della viticoltura della nostra pianura trevigiana. Arriviamo anche al dunque adesso, di quello che è un motivo per cui ci siamo trovati qui in questa occasione durante il periodo vendemmiale, anche per parlare di Flavescenza Dorata, sicuramente, perché è stata un po' la tragedia dell'annata e dell'estate 2022. E sulla base di quelli che sono stati monitoraggi da parte dei miei colleghi sul riscontro della presenza dell'insetto Scaphidaris titanus come adulto, quindi dalle trappole cromotropiche, risulta che questo è assente in pratica, se non in maniera molto marginale.
E la sintesi di tutto cosa vuol dire? Che non serve assolutamente fare un intervento in post vendemmia con trattamento insetticida. Lasciamo perdere, ne abbiamo già fatti abbastanza in questa annata qua. Vediamo un po' di ricapitolare con calma quello che dovranno essere le funzioni e le attenzioni da porre nella prossima annata per ridurre al massimo quello che è questa calamità che ci è venuta tra capo e collo. Io termino qui, sarà mio compito anche di dare un'informazione sul bollettino fitosanitario nei prossimi giorni appunto su questo tema, quindi lasciar perdere quelli che sono i trattamenti insetticidi sull'AFD dopo la vendemmia. Io lascio a voi quello che è un auspicio per la vendemmia 2022, di brindare tutti quanti insieme col prodotto enologico che si otterrà, e da parte naturalmente di Condifesa TVB vi auguro una buona annata e ci vedremo molto presto.